no, mi vedo gialla e non so perché. E vabbè, non fa niente, vediamo qualche effetto qua, qualche filtro carino. Ragazzi, io scelgo sempre un ottimo momento per fare la diretta perché, cioè, nel senso che ho sempre le suore che fanno il rosario, ma ho paura. Provo gli effetti, raga. Per ora mi tengo questo qui. Per ora. Poi vediamo se bella la mia testa. Ragazzi, volevo truccarmi, però secondo me ho fatto un guaio, ma io non mi truccavo. Vabbè, non fa niente. Salve a tutti ragazzi, come state? Come stiamo? Come stiamo? Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Ciao Giada, un bacione forte da parte mia. Allora ragazzi, se potete fate uno screen della diretta e condividetela nel vostro profilo e fate sapere ai vostri seguaci che io sono in diretta e se vogliono entrano anche loro in diretta, sempre se vogliono, non sono costretti ad entrare in diretta. Ciao Carmen, sei sempre più bellissima. Grazie Angela, un bacione forte da parte mia. Jacob, bene. Jacob, anche io bene. Anche io tutto bene, tutto bene. Anche se non so se avete visto nelle mie storie di Instagram che sto seguendo una dieta, quindi ho un po' fame, raga, un po', anzi un po' troppa fame, un po' troppa fame. Ce la faccio, ce la faccio. Oh, aiuto. Buon pomeriggio Carmen, Francesco. Ciao Francesco, un bacione da parte mia. Ma non mi devo comprare un po' già telefono, perché a tenere sempre il telefono in mano non è cosa, non è cosa. Canti un pezzo della canzone nuova. Pure stasera sto qua, sotto casa t'aspetta, sta creatura che non pensa più, non ti conosco più, con i tuoi amici nuovi, parli in italiano, ti sei scordate me. Sto chiagnendo, sto ammazzando, ma nessuno non sa la verità. Pura notte, rinda macchina, e ti vengo a cercare, rinda in mano, la bugia. Basta, sto prendendo gusto a cantare, non è cosa, sei bravissima. Giorgia sta di là con Daleka. Ragazzi, quando io faccio le dirette non posso tenere Giorgia con me, ma non perché io non voglia tenere Giorgia con me, ma perché cioè, mi fa solo guai, mi fa guai, quindi meglio evitare di tenerla. Ragazzi, sentite le suore che stanno facendo la messa? Allora, ragazzi, poi dopo, vabbè, che mi state chiedendo di entrare in diretta insieme. Ciao Lorenzo, un bacio. Allora, mi state chiedendo di entrare in diretta e dopo farò una diretta su Instagram anche, se il telefono me lo permette, sperando che non si scarica, perché il mio telefono si scarica sempre quando faccio le dirette. Allora, sperando che non si scarica il telefono, faccio una diretta su Instagram e vi faccio entrare in diretta con me. Allora, volevo dirvi fammi vedere se appoggio il telefono qua che succede. Ok, allora so a terra ragazzi, non ci fate caso ma cioè io sto a terra, che voglio stare a terra, vabbè. Sembro una di anni 40, anni 60, 40, 50. Allora, volevo dirvi nel profilo, anche se scrivete Stumbazen, uscirà una premiere dove voi dovete attivare il promemoria. Voi cliccate su attiva promemoria, la canzone uscirà tra 6 giorni o 5, non ricordo, vabbè comunque uscirà sabato alle ore 15:15. Ci sarà
la chat in diretta dove quando voi tipo scrivete un commento, diciamo, a me mi arriva come un messaggio, come una chat, come se tu mi stessi contattando e quindi sarò io personalmente a rispondervi. Quindi se volete potete anche commentare. Poi è una cosa molto molto bella perché non so se voi l'avete fatto con la canzone Figlia mia che avete attivato il Premiere, non so se l'avete fatto o meno. 30 minuti prima o 15 minuti prima, ora non ricordo, vi arriverà una notifica dove vi dirà che starà uscendo, che sta per uscire la canzone ed è una cosa tipo Capodanno, cioè c'è il conto alla rovescia, ci sono i messaggi vostri che commentate tipo non vedo l'ora, queste cose così e poi ci sono io che vi rispondo, ragazzi vi rispondo in diretta, quindi è una cosa bellissima, quindi vi aspetto, se voi attivate la Premiere, sabato ci sarà questo conto alla rovescia tipo Capodanno e ed è una cosa bellissima. Un attimo voglio vedere una cosa. Se posso mettere tipo qualcosa. No, qua non posso fare niente. Mi fa entrare in diretta con te. Ragazzi, qui non potete entrare in diretta perché cioè, ora sto capendo anche che si fanno le dirette su YouTube. Però dopo andate su Instagram, Carmen Zarra Official con il bollino blu. E... sì, Agata, i 3, 2, 1. Però ci stanno prima, tipo, ci stanno tipo i minuti proprio. Tipo 15 minuti, c'è 15, 14, poi 14.01, quelle cose qua. Comunque entrate su Carmen Zarra Official in diretta su Instagram e vi accetto in diretta, ragazzi. Sempre se il mio telefono me lo permette, perché su Insta, però solitamente me lo sta facendo solo su Instagram, come molte persone già sanno, che se faccio la diretta su Instagram la mia batteria va proprio a terra, non so perché. Ragazzi, chiedetemi qualche canzone che volete che io canto, nel frattempo aspetto le vostre richieste, canto... non so, aspetto le vostre richieste perché non ho idea, perché io a memoria sto un po' uccisa. Ragazzi, seguitemi anche su TikTok, mi chiamo Carmen Zarra Official, un attimo solo. No, non lo so. Ho visto un commento. Allora, ragazzi, mi pensate di fare un duetto con Giuseppe Tanaso e Nancy Coppola? Certo, sono due artiste favolose, io ascolto tantissimo tutti e due, mi piacciono tantissimo, quando le sento io mi caso proprio assai. Dopo fare la diretta su Instagram, sì ragazzi, dopo faccio la diretta su Instagram, dopo entro anche su Instagram in diretta, se ne vanno. Delirio. Dalla tua bocca io respiro, sei diventato il mio delirio. No, non andare, non mi lasciare, non farmi male. Mi saluti, mi chiamo Jasmine. Ciao Jasmine, un bacione. Delirio l'ho appena cantata. Allora, mi saluti, mi chiamo Siria. Ciao Siria. Ciao Crizia, un bacione. Allora, figlia mia, figlia mia. Figlia mia. Niente da mangiare, tu giuro c'è stonghi. Siccome non mira che la mannata a di, siccome che la stella che brilla rinda a me, figlia mia, si un'emozione forte che la vita mi può essere, si ha gioia che sto cuore insieme al tuo papà, cercami di far crescere felice. Hai una voce meravigliosa, tesoro, grazie mille ragazzi, grazie mille veramente. Allora, visto che io poi non ci vedo nemmeno, vabbè. Brava, grazie. Come puoi curare il male che ti brucia dentro? Solo fingendo, evitando di parlare di quel sentimento che stai perdendo. Come puoi chiamarlo amore e non sentirlo dentro?
Rimmel che ti piace, rimmel che ti piace, quando ti regni vase, e se ti stringi forte, io sto morendo a rinde, volesse sta vicino, a te come una volta, ma non è possibile, tu sei con lei, sto morendo a rinde, si pensa che li vota, io te sempre abbracciata, senza ce la sa mai, ma ormai è tutto inutile, tu sei con lei. Sì, aspetta che mi aggiusto la mollettina nei capelli, che ho comprato queste mollettine che mi sa che non servono proprio perché non mantengono i miei capelli. Vediamo un po', cioè se ne scendono sempre, cioè non ho idea io. Ho detto sono buonissime, ho visto come sono buonissime, ho visto. Un bacione a Diana e Carmela Novellino, un bacione da parte mia. Samantha Porto Makeup, Carmen mi saluti ti prego, ciao tesoro, un bacione. Canta basta questa sera. Basta questa sera, non cercarmi ancora, non voglio parlare con te. M'è distrutto cuore, cerco un'occasione, ma non c'è speranza per te. Non mentirmi ancora, che pure stasera non ti importa niente che me. È una fissazione che porti in tuo cuore, nato non ci starò per me. Non è la prima volta che ogni sera una scusa solo che appano cuscina, ma stavolta basta, te che è fornuta. Quando esce? Allora, la canzone con Daniele De Martino, dobbiamo fare il video, ragazzi. Il videoclip è tutto poi top, deve uscire. Deve solo uscire il videoclip, ragazzi, perché la canzone già l'abbiamo registrata. Mi sto ritirando i bracciali. La canzone già l'abbiamo registrata, quindi deve solo uscire la canzone. Nicoletta di Donna, un bacione forte, sei splendida, complimenti Alessia Covello, grazie mille, ragazzi. Desiree Chidamo, ciao, Jessi trovato, mi saluti, canta io voglio te. Stasera sognerò che sei solo per me, fammi scappare, portami via insieme a te. Stasera sognerò che sei solo per me, anche se adesso non so cosa sei per me. Il mio corpo dice resta, mi rimane in testa, voglio solo averti e non riesci a sentirmi, non posso fidarmi, non dovrei pensarti. Dopo questa sera neanche innamorarmi, avrei un amore altrove e non basteranno no, neanche 1000 parole per farti restare, e mentre sto amare tu sai solo scappare. Io voglio te, soltanto te, fammi vedere che mi ami. Prendimi tra le tue mani, vengo con te, soltanto te. Scappiamo insieme questa sera, sotto questa luna piena. Allora ragazzi, ho appena letto un commento, ho letto un commento che dite che qualcuno ha il mio numero, non so che, ma non lo trovo più perché ci stanno tanti commenti. Allora ragazzi, nessuno ha il mio numero di telefono. Se vi dicono che hanno il mio numero di telefono sicuramente staranno scherzando, perché nessuno ha il mio numero di telefono. E se voi parlate con persone che si spacciano per me, non le credete perché non sono io. In tal caso inviatemi un messaggio e vedrò io che posso fare, però non sono io a parlare con voi su WhatsApp, ragazzi. Desiree, mia sorella ce l'ha. No, ragazzi, secondo me è impossibile perché nessuno ha il mio numero. Secondo me tua sorella sta scherzando. Allora mi chiama sto padre? No, ragazzi, non è mio padre, è un attore nella canzone si mi chiamasse. È un attore, non è a me, non è a me. Valeria Pappalardo, mi saluti, ciao Valeria. Valeria c'è il cognome come il mio professore di francese, il mio ex professore quando andavo a scuola. Lo adoravo, lo adoravo.
Non so quanto vogliono che mi hanno fermato per mi domandare se stiamo appiccicati. Se ci rimango ancora, se ho vera fornuta, a me mi dà fastidio risentire queste cose. Quando ho telefonato senza sentire voce, voglio che sei tu, ma invece sono quell'altro che vuoi nascere con me. Mai voglio solo a te, e non sono guaglione, pure se è sbagliato, che se va sanato in ogni giornata. Però la vessa fa come l'hai fatto tu, per te fa sentire a te che la caccia provata. Tu non muori per me, come muore per te, o sai che non prova a me stesse cose, e mi tratta così. Oggi sto cantando bassissimo, raga. Aspetta, prendo il telefono. Prendo le redini in mano, prendo il telefono. Aspetta che mi avvicino alla mia lampada così mi vedete di più. Io ti adoro. Allora, Carmen è vero? Ho perso il commento, vabbè, Carmen, i video, un altro, ok, vabbè, l'ho perso pure questo. Allora, sei bravissima, amore mio, Alba Leopardi, grazie mille. Allora, quando finisce sta storia farei un concerto a Milano, ragazzi. Io spero che quando finisce questa quarantena, perché non se ne può più veramente, fare un concerto ovunque, perché veramente vi vorrei abbracciare tutti, però anche se siete assai, però vabbè. Benny cosa? Allora Cristina, ciao, ciao Cristina. Voglio, non lo so. Allora, ciao, sì, così ti vedrò. Ciao Carmen Zarra, ti adoro. Miri Carol. Ciao Carol, un bacione da parte mia. Allora, verrei a Canicattì a cantare? Spero di sì, ragazzi, spero di venire ovunque. Allora, Carmen sei di Palermo, vero? No, ragazzi, sono di Napoli, Anche quando si parla non si sente l'accento napoletano. Un saluto da San Marzano, ho perso il commento, va bene. Carmen, comunque a te non serve il tè perché sei perfetta come sei, ragazzi. È servito, è servito. Allora, ragazzi, c'è il promemoria. Se vedete PMP Life Music Agency, c'è il promemoria per attivare la canzone che uscirà sabato. Quindi, ragazzi, attivate tutti quanti il promemoria. Buongiorno, vieni anche a Ischia. Ragazzi, sto tutte le estati a Ischia, sempre, sempre. Però penso che quest'anno non ci andrò. Allora, da ora verrei a fare qualche concerto. Ora sì, spero di sì. Spero veramente di sì. Allora ragazzi, per le new entry, visto che siamo saliti anche, andate ad attivare il promemoria della canzone Stumbazzene che uscirà sabato alle ore 15:15. Come ho detto prima, ci sarà tipo un conto alla rovescia, no, tipo, ci sarà un conto alla rovescia tipo Capodanno. E potrete mandare messaggi in diretta dove io vi risponderò personalmente. E, è una cosa bellissima, ragazzi, perché molti di loro non l'hanno fatto con la canzone Figlia mia perché l'avevamo attivato, ma veramente collegatevi alle ore 15:15. Carmen, mi vuoi seguire su TikTok? Certo, ragazzi, dopo di... Allora, domani o dopo stanotte o dopodomani, mo vediamo, o è dopodomani, stanotte o domani pubblicherò l'anteprima della canzone Stumbazen, ragazzi. Andatemi a seguire su Instagram, Carmen Zarra Official con il bollino blu. Già l'ho attivato, Carmen, è bellissimo, l'ho visto nella canzone Figlia mia, è bello, vero? Tipo Capodanno, è tipo Capodanno. Allora, ti devo dire una cosa. E ragazzi, qui non si possono inviare messaggi, mi dispiace. C'è Instagram, c'è la mia pagina Facebook dove potete inviarmi messaggi. Che è Carmen Zarra, sempre con il bollino blu. Io abito a Ischia. Bellissimo. È bellissima Instagram. Ischia è bellissima. Allora. Ti amo, Nicoletta di Donna, tesoro, anche io. Allora, ragazzi.
Non so se sentite le suore che stanno cantando. Canti lasciami stare. Lasciami stare, dai, non mi tormentare. Mi sbatto cuore già per tua iona. Non è così che si comincia una storia. Si tengono che c'è amore per me. Lasciami stare, non ho niente da dire. Facciamo finta che hai sbagliato a chiamare. E non mi dici che sei innamorata. Sia la prima volta che parlando stasera mi dice che sì. Puoi cantare due ore e... Dimmi tu come ci fa, appresso me sempre posta, tu mi leva libertà, sei piccerella ancora per fare cose che facci. Perché non risponde alle domande se è stata fidanzata con Daniele? No ragazzi, non sono mai stata fidanzata con Daniele. Siamo solo colleghi e amici, amici e colleghi, ma non siamo mai stati insieme ragazzi. Allora, si può parlare in privato anche su TikTok? Non lo so, se non mi sbaglio sì, si inviano messaggi su TikTok, se non erro. Io è da poco che sto imparando ogni giorno sempre di più. Ma manca ciò che possa fare. Se ormai deciso che te ne si chiude, stare in te me una parte te, non pizzico tu sei portato, non può capire che sei per me, se annanzi a Dio tu me l'hai giurato. Ma che naso? Paura, paura veramente. Sì, vero, solo messaggi su TikTok. Non ho capito. Allora, non mi fa morire. Non mi fa morire, dicendimi che mi va bene, che me la già fa. Se io saccio che non mi appartiene, fammi sta con te. Se io per che sei innamorata, lasciala così si trova nata. Non mi fa morire, giurandomi che stiamo insieme, dormo senza te. Mentre con quelle ci fa amore non ci faccio più. Sono stanca di dicere sti cose, scemo faccio quelle che vuoi tu. Un'altra canzone bellissima, stupenda, non mi fa morire, bellissima. Ragazzi, ho veramente delle canzoni a volte che mi dimentico, veramente che mi dimentico proprio. Non mi magari pure telefono, bello. Allora, canti delirio. Dalla tua bocca io respiro, sei diventato il mio delirio. E no, non andare, non mi lasciare, non farmi male. Tu ti dimentichi tutto. Brava Angela, vedi tu sì che mi conosci bene. Io mi dimentico tutto, veramente tutto. Capita raramente che ricordo qualcosa. Daleka sta a casa con te? Sì. Sta con me, sta con Giorgia di là perché io sto facendo la diretta di qua. Perché se tengo a Giorgia in diretta mentre sto facendo la diretta penso che non si capirà niente. Perché mi inizia a buttare tutto per l'aria. Se vuole prendere il telefono, vuole parlare lei. Quindi fate la diretta con lei, non con me. Allora. Cormi. Mado, mi hai fatto ricordare una canzone la la la. Cormi, tu sei stata e sia vita mia. Quanti votaggi che sta a te. Per favore falla incontrare. Cormi, stai curata ma colpa mia. Carme, sei la mia idolo preferita. Grazie Diana, un bacione forte da parte mia. Allora, vediamolo. Adesso sta di là, io sto qua a terra. Se apre la porta ve lo faccio vedere. Allora. Complimenti per la tua canzone, figlia mia, è stupenda. Grazie mille ragazzi, grazie mille veramente. Quella è una canzone veramente molto, molto, molto sentita insieme a tante altre che sono proprio scritte su di me. Quindi questa è proprio quella al 100% che mi riguarda,
Siete una famiglia meravigliosa, grazie mille. Ragazzi, non so se avete visto il video mio di Dalega su TikTok dove ci scambiamo i vestiti, ma se non l'avete visto andate nel TikTok, sul profilo di TikTok di Dalega, che veramente fa ridere sta cosa. Cioè veramente. Cioè Dalega vestito da femmina fa ridere. Ti amo, già si trovato. Ciao tesoro, canta Murmi. Chiamami, amorami. Tu sei cattiva ma sei domi. E mi fa male non ti senti. Voglio a te soltanto a te. Chiamami, amorami. Tu sei cattiva ma sei domi. E mi fa male non ti senti. Voglio a te soltanto a te. Se dormi, non voglio nada tu se dormi. E se ti perdo non vence l'amore che prova. Notte, stanotte ti voglio. E che stavo per sempre. Allora, sei su TikTok? Sì, ragazzi, mi chiamo Carmen Zarra Official. Josephine Gioia, mi saluti? Ciao Josephine, un bacione forte da parte mia. Madonna, si sto svenendo dalla fame, mamma mia. Bellissima coppia, una famiglia perfetta, grazie mille. Allora, io prendo le pause perché mi metto a leggere tutti i commenti, bella sta cosa. Tutorial trucco, per favore ragazzi, non posso fare il tutorial del trucco veramente perché io non so truccarmi. Cioè faccio il tutorial di un inguacchio, ragazzi, io mi trucco a modo mio, io con il trucco so proprio dedicato. Quanti anni avevi quando hai iniziato a cantare? Allora ragazzi, io canto da piccolina, per passione, perché a me è sempre piaciuto cantare, cantavo, ballavo, facevo un po' di tutto. Però professionalmente ho iniziato 4 anni fa. 4 anni fa, con le prime canzoni. La prima canzone è stata quella con Daniele De Martino, poi è uscito Chiamami, SOS Amore Mio, Si mi chiamas. Come sta la piccola Giorgia? Tutto bene ragazzi, tutto bene, è un po' terribile però. Come si chiama? Come si chiama il tuo ragazzo? Si chiama Dalega, ragazzi, si chiama Dalega. Allora, mi fai un bel linguacchio, non devi essere per forza professionista. Vabbè, ma se mi vede qualche professionista dice Madonna, bannate a questa da YouTube, Instagram, Facebook, toglietela proprio. Io ti devo dare la prima canzone che hai fatto con Daniele. Quella è un'altra canzone bellissima, ragazzi. A breve uscirà un nuovo duetto che si chiama La coppia perfetta. Top, top, top. Allora, mi sono fissata ultimamente a dire allora. La cantinata, scusa. Ma come sempre trovo una scusa e mi chiama ancora per sentire sta voce. Se ci appiccica a me vuoi fa pace, tu mi giuri che perché ella sei gelosa. Parla sempre che non può fare amore, ma ti bene sempre voglio si mi vire. Dice sempre non ti voglio bene, ma se non ti senti te mi ancora respira. Forse era meglio se non ti incontrava e sto cuore te poi non si innamorava. E mi nega pure 2 minuti per paura che venga a sapere che l'ate. Chissà se vera esiste nata vita, a tu son che quello che con te è sposato, o se fa male a dicere è fornuto, ma rimane troppo ancora voglia di poter incontrare. A voglia di poter abbracciare. Come devo dire una cosa in privato su TikTok? Ok ragazzi, contattami dopo leggo il messaggio. Perché non leggi i miei commenti, Nicoletta? Nicoletta, non lo so. Questi io leggo quelli che mi arrivano. Non lo so perché poi cioè, me ne arrivano tanti. Non so voi come si vedono, ma a me mi arrivano tanti. Francesco Bonito 06, mi saluti. Ciao Francesco, un bacione forte da parte mia.
Se mi chiamasse non pensassero ora ti pigliava mano e ti porta lontana. Sfidasse stelle per te sta vicina, tutte ti abbracciate strette con mia iera, come fanno tutte innamorate, che si vanno bene. Tu mi manco vera, non avevo paura, con te sfidasse una rinde fuori, ma ruba sta luna per te portare in te mano. Ci sta nascendo un'amma, ma per me tu resti eterna. Ma dormo stasera, mi sveglio domani, ma niente può cambiare sta storia, perché ti cerco ancora per strade che so cuore. Evelyn Capizzi, mi saluti. Ciao Evelyn, un bacione. Giuseppe Sardino, un bacio, un altro duetto con D'Aleca. Certo, ragazzi, poi vediamo, poi vediamo. Com'è tua cugina? Chi è mia cugina, ragazzi? Chi? Mi vuoi sposare? Giuseppe, sono già fidanzata, quasi sposata, quasi. Ti manca poco per il matrimonio. Un bacione a Maria Palminteri. Un bacione. Ragazzi, il mio brufolo, per chi non lo sapesse, si sta togliendo. Un bacio da Cerignola, a te, a Giorgia. Grazie Irene, un bacione forte a te, tutta Cerignola. Bello, sono andata a McDonald's di Cerignola. Bellissimo, me lo ricordo ancora. Stavo tornando a casa. Allora, canta Rimmel che ti piace. Rimmel che ti piace, quando ti regni vasa, e se ti stringi forte, e sto morendo ride, volesse sta vicina, a te come una volta, ma non è possibile, tu sei con lei, e sto morendo ride, si pensa che li vota, e te sempre abbracciata, senza ce la sa mai, ma ormai è tutto inutile, tu sei con lei. Come si chiama tua figlia Giorgia? Avete mai pensato di fare un altro figlio? D'Aleca vorrebbe un altro figlio, ma io per il momento non sto bene così, ragazzi. Sto bene con Giorgia. Sono perfetta per il momento con Giorgia. Vieni di nuovo a Crotone, spero di venire presto a Crotone, ragazzi, spero di venire presto. Sei da sposare. C'è già chi mi sta per sposare, ragazzi, c'è. Poi vi farò sapere sempre tutto. Se mi è venuta ad Avellino, ragazzi, sono di Napoli, quindi certo che sono stata ad Avellino. Bellissimo D'Aleca vestito da donna, dite la verità, sta meglio di me vestito da donna, cioè i miei vestiti ci vanno meglio a lui che a me. Bellissima questa cosa, devo dire. Allora ragazzi, io ora stacco la diretta, ci vediamo tra un'oretta o due su Instagram, dove vi accetterò in diretta. Ci faremo gli screen, facciamo una cosa veloce, nel senso che non vi faccio stare tanto in diretta con me, altrimenti le altre persone poi mi picchiano. Allora, vi accetto su Instagram fra un'oretta o due, farò una diretta. Voi ricordate di attivare il promemoria anche per chi non l'avesse ascoltato prima. Allora, comunque, per chi non avesse ascoltato, che non avesse sentito, oppure è entrato in ritardo in diretta, andate ad attivare il promemoria della canzone Stombazen, che uscirà sabato. Voi attivate il promemoria. Domani o stanotte, mo vediamo un po', pubblicherò l'anteprima della canzone Stombazen. Vabbè, voi attivate il promemoria, io ora stacco, ci sentiamo più tardi, vado a fare uno spuntino perché sto morendo di fame. Che sto facendo la dieta, ragazzi, quindi salto un pasto, faccio lo shake, quindi mi sciacqua lo stomaco. E ci vediamo più tardi su Instagram. Non ho Instagram, Angela, scaricati Instagram, seguimi e vedi la diretta, che potrai entrare con me in diretta se mi invi la richiesta. E seguite il canale sempre, invitate le persone a seguire il canale, che ci saranno sempre tante novità, sempre ragazzi, sempre. Vi mando un bacione forte e vi voglio tanto
tanto bene ragazzi, grazie per avermi sopportata questi 35 minuti in diretta. Ragazzi, per chi non ha Instagram, scaricatevelo e seguitemi su Instagram e seguite la diretta, che potrete entrare con me in diretta, parleremo un po', ci facciamo la foto e ci vediamo quando uscirà la musica nuova. Sabato esce la canzone Sto un Bazzen, ragazzi. Attivate il promemoria, l'ho detto quasi in tutta la diretta, ogni minuto un promemoria. Un bacio a Giorgia, ciao bellissima, a dopo. Ciao ragazzi, a dopo, un bacio.